Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo come di consueto dai titoli. Torna di stringente attualità la pressione dei rifiuti in alcune aree della Calabria, emergenza, la Regione vara un decreto per tamponare, il Presidente del Lato di Cosenza dice urge un termovalorizzatore. Nell'agone politico calabrese è tutto fermo, i partiti attendono che a Roma venga definita l'alleanza PD 5 Stelle per la formazione del nuovo governo. Sono 1800 gli aspiranti per 210 posti in medicina, stamattina i test all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Sono stati soccorsi stamattina nelle acque di Isola Caporizzuto 52 migranti di varie nazionalità, del gruppo fanno parte anche 2 bambini. Si chiama Per un pugno di terra, la fiction che mira a valorizzare i borghi della Valle del Crati, il progetto filmico presentato ieri sera a Montaltofugo. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. La sanità in apertura di questa edizione del nostro giornale. La situazione è sempre più difficile negli ospedali calabresi e il governatore della Calabria, Mario Oliverio, ancora una volta punta l'indice contro il decreto Calabria e invita i sindaci alla mobilitazione. Mario Oliverio torna a scagliarsi contro il decreto Calabria e ripropone ai sindaci una mobilitazione a margine di un incontro a Catanzaro. Il provvedimento, tuona il governatore della Calabria, non ha fatto nulla per la nostra sanità. Nel decreto Calabria sono state compiute scelte che tutto hanno a che fare che con la sanità calabrese, la salvezza della sanità calabrese. E i conti cominciano a tornare. Non è stato assunto nessun provvedimento per quanto riguarda lo sblocco delle assunzioni di personale medico e paramedico. Io dopo che finirò con voi ho qui i precari del Pugliese di Catanzaro che sono qui perché stanno per essere licenziati. Non è stato assunto nessun provvedimento per quanto riguarda gli investimenti. Ricorda poi che nella legge approvata dal primo governo Conte la parte relativa agli investimenti interessa la Lombardia e il Veneto. La parte relativa allo sblocco delle assunzioni compresa nel decreto Calabria è una parte che interessa paradossalmente la Lombardia e il Veneto. La Lombardia e il Veneto, perché si lega lo sblocco delle assunzioni ad una misura che è quella del 5% del bilancio del precedente anno, cosa che per una regione come la Calabria, che è in piano di rientro, non esiste. C'è poi un passaggio sulla norma che toglie il potere di nomina alla regione e lo riporta in capo al governo. In conseguenza del fatto che non si sono messi d'accordo sui nomi, le aziende sanitarie sono prive di direzione. Sono oltre 3 mesi che le aziende sanitarie non hanno i direttori generali, è una vergogna. Mi auguro che il nuovo governo, se si farà un governo, il governo cosiddetto giallo-rosso, giallo-rosso, affronti questo problema di revoca del decreto e di norme che vanno nella direzione opposta a quella che è stata imposta dal governo giallo-verde precedente, su proposta di questo Ministro della Sanità che ha determinato una condizione di disastro e mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico. Io mi auguro che così avvenga, perché altrimenti ci sarà un secondo tempo, malgrado i colori del governo, ci sarà un secondo tempo che la Calabria non può accettare, che io non accetterò mai e non ci saranno bandiere di partito a fermarmi. Poi l'invito ai sindaci alla mobilitazione. Vi propongo di far partire una forte richiesta, un forte allarme, perché la situazione è davvero drammatica e non è possibile che questo possa essere tollerato. E se questo non avverrà, io vi propongo di organizzare una iniziativa ancora più forte con i sindaci, con i comuni, con la regione, perché noi dobbiamo guardare all'interesse della Calabria. E poi c'è la questione rifiuti. In alcune aree della Calabria emergenza la Regione vara un decreto per tamponare e per il Presidente del Lato di Cosenza urge un termovalorizzatore.
Eccola l'ordinanza regionale arrivata stamattina nella sede di Calabria a Maceri, così come nel comune di Rende, provvedimento atteso dai sindaci alle prese con l'emergenza rifiuti. Ma cosa prevede? Il sopralzo presso le strutture che ci sono a Sovreco e quant'altro, questo significa ovviamente avere un respiro di diversi mesi. Marcello Manna, primo cittadino di Rende, presidente del lato Cosenza, è reduce da diverse assemblee, 50 i sindaci partecipanti ed un unico obiettivo. La provincia di Cosenza deve essere assolutamente autonoma. Quindi noi chiederemo alla Regione con i poteri sostitutivi il commissario ad acta per la individuazione di più siti dove creare le discariche e ovviamente quello che riguarda anche l'impianto di smaltimento. Già, l'impianto di smaltimento che in teoria risolve i problemi ma nella pratica nessuno vuole. A Castrovillari e Acri tentativi in corso. Castrovillari si pone problemi di fattibilità, oltre voglio dire a quello che è il dato. Acri aveva dato una disponibilità di massima perché il sindaco si è reso conto anche che non si tratta di dire sul mio territorio no e su un altro territorio sì. Qui c'è grande disinformazione. Gli esempi di Trento e Brescia, per restare in Italia, dice, dovrebbero rassicurare. Andremo a realizzare impianti di altissima tecnologia. Le risorse per realizzare l'impianto ci sono già. Risolvere il problema farebbe bene, spiega Manna, all'economia delle famiglie. Abbiamo un finanziamento di 42 milioni di euro e dobbiamo realizzare questo. Dobbiamo dire soprattutto, quando si dice il costo dei rifiuti o quant'altro, che se non vogliamo gli impianti, non vogliamo le discariche, lì allora si deve dire paghiamo 3 volte quello che è il costo e li mandiamo in Portogallo, in Bulgaria o quant'altro. Cioè voglio dire, si possono anche trovare siti, però bisogna mettersi d'accordo e dire allora il costo che è oggi di 100 euro sarà di 300 euro a persona. Non credo che ce lo possiamo permettere. Intanto il sindaco di Crotone Ugo Pugliese dice no all'ampliamento della discarica. Crotone non sarà la pattumiera della Calabria, non ci sta Ugo Pugliese, sindaco della città pitagorica, che tuona contro il progetto del sovralzo della discarica Columbra inserito dalla Regione nel piano urgente contro l'emergenza rifiuti presentato stamattina attraverso un'ordinanza contingente e urgente. Non firmo nulla, ribadisce Pugliese, che conferma il no espresso lo scorso 5 agosto all'ampliamento della discarica Columbra. Il sindaco di Crotone aggiunge inoltre di non poter accettare l'invio di un documento senza un minimo di discussione tecnica, come se fosse, sottolinea, un prendere o lasciare. Ho il dovere di difendere i miei concittadini, dice, da questa ulteriore incresciosa situazione che ci vede incredibilmente indicati come risolutore, nostro malgrado, del sistema dei rifiuti calabresi. Siamo i più piccoli, ha detto ancora il sindaco, ma proprio per questo non intendiamo recitare il ruolo di Calimero e sapremo difendere il nostro territorio. Presto ci sarà un consiglio comunale straordinario e l'intera città è pronta a mobilitarsi per ribadire un secco no all'ampliamento della discarica. La politica adesso, clima di attesa in Calabria, i partiti aspettano che a Roma venga definita l'alleanza PD 5 Stelle per la formazione del nuovo governo. Fino a quando non sarà chiaro lo scenario nazionale, vale a dire non verranno chiuse tutte le caselle per dar vita al nuovo governo, non si muoverà nulla in Calabria, nonostante le ipotesi che circolano nell'agone politico locale. Sono tutte, diciamo così, chiacchiere in libertà, non vi è e non vi può essere nulla di definito. Certo, i tentativi dei partiti che immaginano scenari possibili sono legittimi, ma al momento però restano nell'alveo delle intenzioni. È presto per i progetti e quindi per le alleanze. Intanto bisognerà capire quando effettivamente si voterà in Calabria, se a novembre oppure a inizio del nuovo anno. Non è cosa da poco sapere quando, perché qualche mese in più di tempo può spostare gli equilibri. Tra qualche giorno, probabilmente, verrà svelato
Roberto Larcano. Nel frattempo non può passare inosservata la voglia di protagonismo che anima i partiti del centro, ambiziosi di guadagnare un pezzo di visibilità dopo le stagioni del trionfo e il buio assoluto. Cesa, per esempio, è convinto che l'UDC possa avere ancora un ruolo politico in Calabria e siccome si rende conto che da solo il partito di cui è segretario non può essere competitivo, prova a stringere accordi con i potenziali alleati d'area. Tra questi vi è l'ex presidente della giunta regionale Giuseppe Nisticò, che da tempo ha gettato nella mischia la sua proposta politica. Una lista civica che mira a recuperare quanti in Calabria hanno svolto compiti amministrativi e tra questi anche l'ex Giuseppe Chiaravalloti. È chiaro però che a Cesa non basta stringere il rapporto con Nisticò per candidarsi ad essere una forza attrattiva, occorre anche altro, ecco appunto, altro. Intanto Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza e aspirante presidente della regione, nella tappa del suo tour a Sant'Ilario sullo Ionio lancia l'idea di una agenzia per la progettazione. Si voterà tra qualche mese in Calabria per il rinnovo del Consiglio regionale. La data non è stata fissata, ma sui social e nelle piazze è già campagna elettorale. Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, candidato governatore per la regione a Sant'Ilario sullo Ionio, ultima tappa in ordine di tempo di un tour che lo ha visto impegnato in piccoli e grandi centri calabresi, ha lanciato l'idea di un'agenzia per la progettazione. L'architetto che guida la città dei Bruzzi da 8 anni e che vorrebbe applicare il modello Cosenza alla Calabria ha spiegato che il vulnus degli enti locali è quello di non saper attrarre finanziamenti dallo Stato e dall'Unione Europea per valorizzare le risorse della nostra terra. Da qui l'idea di fondare una struttura regionale che abbia il compito di aiutare le amministrazioni a progettare piani di investimento con i fondi messi a disposizione dall'Agenda ONU 2030, miliardi di euro che potrebbero cambiare il destino della regione e di migliaia di giovani. Queste le parole di Occhiuto, che oggi partono e non restano. Invertire la tendenza, ne è convinto, si può. La struttura, ha precisato, grazie ai progetti di partenariato pubblico-privato, potrebbe rappresentare un riferimento per gli investimenti dei comuni e di conseguenza per il loro sviluppo. Le slide scorrono sul palco ad accompagnare il racconto del primo cittadino di Cosenza e del suo progetto di cambiamento. 1800 aspiranti medici in Calabria, 210 posti a medicina. Stamattina i test all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Quasi 1800 candidati per poco più di 200 posti disponibili. Eccoli gli aspiranti studenti di medicina e chirurgia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro che questa mattina si sono presentati nell'Ateneo per tentare di superare i test di accesso. Sono 1774 aspiranti, 1676 per medicina e chirurgia e 98 per odontoiatria e protesi dentaria che dal 3 al 25 luglio hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso di ammissione per l'anno accademico 2019-2020. I posti disponibili all'Università Magna Grecia sono 210, a cui ne vanno aggiunti 21 riservati agli studenti non comunitari, non residenti in Italia, ne sono state presentate 15 domande, e altri 20 per odontoiatria e protesi dentaria. Rispetto allo scorso anno, il numero degli iscritti ai test di accesso registra una lieve flessione. Per consentire un più ordinato svolgimento della prova, che come in tutto il paese è iniziata alle ore 11 per una durata di 100 minuti, i candidati sono stati distribuiti in ben 35 aule dell'Ateneo, in base alla data di nascita. Nell'avviso pubblicato sul sito dell'università è stato specificato il divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova e il divieto di introdurre e utilizzare nelle aule telefoni cellulari, tablet, auricolari, supporti elettronici, manuali, testi scolastici e in genere ogni tipo di materiale da consultazione. A Ciro Marina i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone sono intervenuti per soccorrere un uomo di 58 anni caduto accidentalmente in un pozzo artesiano dalla profondità di 12 metri. Particolarmente complesse le operazioni di soccorso. Eccoli i vigili del fuoco del distaccamento di Crotone intervenuti in via Cronin a Ciro Marina dopo che una telefonata alla sala operativa del comando provinciale segnalava agli agenti la caduta accidentale di un 58enne all'interno di un pozzo artesiano.
L'uomo, intento ad effettuare alcuni lavori nel giardino della propria abitazione, è scivolato finendo rovinosamente all'interno del pozzo, profondo circa 12 metri. Momenti concitati si sono vissuti prima dell'arrivo dei vigili del fuoco sul posto, familiari e vicini richiamati dalle urla dell'uomo, dopo i primi attimi di tensione hanno subito allertato i soccorsi. Una prima unità si è calata all'interno del pozzo, ma vista la complessità dell'operazione è stato richiesto alla sala operativa l'intervento dell'unità speleo alpino fluviale, specialista in questo tipo di interventi, insieme ad un'autoscala. Per recuperare l'uomo ci sono volute alcune ore ed è stato poi sottoposto alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto. Dopo tanta paura il 58enne è tornato a casa e per fortuna ha riportato solo escoriazioni e alcuni lividi. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. 52 migranti di varie nazionalità, fra cui 2 bambini e 2 donne, sono arrivati questa mattina a Isola Caporizzuto, in località Le Castella, nel Crotonese, a bordo di una barca a vela che è finita contro gli scogli. Intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, che hanno prestato soccorso ad alcune persone che, dopo essere finite in mare, si erano aggrappate agli scogli. I migranti sono stati portati nel centro di accoglienza Sant'Anna di Isola Caporizzuto. 2 persone di 40 e 44 anni sono state arrestate dalla Polizia di Stato dopo essere state sorprese nel territorio di Candidoni mentre viaggiavano lungo la carreggiata sud della 2 Salerno-Reggio Calabria a bordo di un'automobile in cui erano stati nascosti 50 kg di hashish divisi in 50 panetti. L'operazione, che ha portato agli arresti odierni, è stata condotta dal commissariato di Gioia Tauro nell'ambito del dispositivo di controllo del territorio denominato Petrace. La droga era nascosta nel vano portabagagli. 2 sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e trasporto illecito di sostanza stupefacente. La procura di Palmi ha disposto la custodia cautelare in carcere. Torna ad avere una guida temporanea l'ASP di Cosenza. Nominato il nuovo manager, si tratta di Erminia Pellegrini, dirigente della struttura complessa del coordinamento dei servizi sociali. Il nuovo manager avrà incarico provvisorio per garantire l'ordinaria amministrazione. Presentata a Montalto-Ufugo la fiction Per un pugno di terra, che sarà girata nella provincia di Cosenza. Far conoscere alcuni borghi montani della provincia di Cosenza per favorire lo sviluppo e il ripopolamento. Se lo propongono gli autori e protagonisti della fiction Per un pugno di terra, che è stata presentata a Montalto-Ufugo. Le vicende, romanzate dallo sceneggiatore e regista Franco D'Angelo, saranno interpretate da attori non professionisti, con la sola eccezione di Rocco Barbaro, e si svolgeranno nel territorio dei 3 comuni in cui si insediarono colonie valdesi: Montalto-Ufugo, San Vincenzo la Costa e Guardia Piemontese. L'idea è nata casualmente da un vecchio film fatemi vedere da un mio amico, Vittorio Caruso, dove è stato fatto, cioè nel 50, da suo zio. E da questo filmato si vedeva molto chiaramente i paesi di una volta come erano, e questi paesi erano veramente straordinariamente pieni di vita, perché tutti quanti lavoravano. Adesso invece sono vuoti. Allora l'idea è nata cosa? Fare capire in modo tale che questi piccoli paesi, questi borghi che adesso sono quasi dormitori, di poter fare qualcosa per farli ripopolare, e sensibilizzare le istituzioni, ma anche e soprattutto le persone che abitano in questi luoghi si devono rendere responsabili delle cose che possono fare. La fiction è stata ben accolta dai territori interessati, che sperano in un'occasione di promozione. Noi come amministrazione stiamo approfittando di tutte le occasioni che ci vengono sottoposte per poter fare attività di promozione del nostro territorio, della nostra città, che è bellissima, è un borgo bellissimo, e quindi praticamente noi abbiamo necessità che il nostro borgo venga conosciuto anche fuori dai confini della Calabria, e questa in particolare è un'occasione molto importante perché sono coinvolti il comune di Montalto-Ufugo, di San Vincenzo la Costa e di Guardia Piemontese, e quindi praticamente verrà dato un po' di risalto a queste nostre realtà, e speriamo di poter far breccia nella curiosità quantomeno delle persone fuori regione. E a Cosenza è stata presentata la manifestazione 100 miglia della Calabria, che porterà in città decine di autodepoca il prossimo 5 settembre.
Ai nastri di partenza la prima edizione della 100 miglia della Calabria, che vede la città di Cosenza come tappa conclusiva. Il prossimo 5 settembre la carovana di auto d'epoca provenienti da diverse regioni d'Italia partirà dallo Stretto per risalire fino a Cosenza, dove ci sarà una sosta abbastanza lunga per godersi la città. La manifestazione, patrocinata dall'amministrazione comunale, ha come sottotitolo Un dono per la vita, per la sua forte connotazione sociale. In questo progetto abbiamo associato la donazione degli organi, per cui il ricavato da questa manifestazione verrà data all'Associazione Italiana Trapiantati di Fegato. Il cappello è la solidarietà, la donazione, il trapianto degli organi. Questo è un numero 0 che è destinato ad avere una progettualità che ha come obiettivo anche quello di far conoscere la Calabria in tutti i suoi percorsi, per cui ogni anno verrà organizzato un tour 100 miglia della Calabria, che è un logo, un timbro che appartiene alla Calabria, e speriamo che possa diventare come la 1000 miglia famosa. Una grande operazione di marketing territoriale che farà conoscere ai tanti equipaggi e non solo le bellezze della Calabria. Si parte da Reggio, passando per Tropea e poi Cosenza, una bellissima città, e gli equipaggi avranno la possibilità di conoscerla nelle sue bellezze storiche, artistiche e culturali, tanto la città vecchia quanto la città nuova, uniti ovviamente ad un discorso anche enogastronomico. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'arrivo di una perturbazione atlantica sulla Calabria favorirà una maggiore instabilità con temporali che localmente potrebbero essere di forte intensità. Anche le temperature subiranno un ulteriore calo, risultando leggermente al di sotto delle medie stagionali. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani al mattino possibili piogge sui versanti tirrenici della Calabria centro-settentrionale. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità sulle aree montuose calabresi, con piogge anche a carattere di rovescio temporale in estensione sui litorali tirrenici e generalmente nelle aree interne della Calabria. Temperature in ulteriore leggero calo. Passiamo ai mari e ai venti. Domani mari generalmente mossi, a tratti molto mossi, in particolare il Mar Ionio, per venti moderati dai quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando al nostro sito web www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.